Amici televisionari, come potete vedere siamo nel teatro dell'oratorio de Drò, appena finì l'ultimo lavoro della filo di Zambana, Maison du Musicien Paradis, e ho anche la via. E chi davanti a noi che è stesse volta. Ma è sordo! Ah sì, mi sono sentito che è sordo. È Livio Sartorelli, detto Livio Sartorelli, Sì, che è il capo della Tulan Varadana. Quanti anni è Livio che ti fai questo mistero? che ne ho 74. Bisogna che ti vaghi realmente 60 anni. Fa con che sia 60. Ho cominciato che avevo 14 anni, invece oratorio, appena via. E su pian pianino, su e su. Alti e bassi. Chi siamo? Sen chi? Io ho detto che sono che positivi che salianzo è vera? È una speranza? O? Allora, mi sono convinto, non che è una speranza, non è una realtà, perché quando che ti trovi dei puterotti, io ho cominciato i puterotti ormai già 6-7 anni fa, però da 5 anni che ne è e le ancora qui, tranne due, vuol dire che sente qualcosa, vuol dire che io capisco quel che vuol dire, io capisco cosa vuol dire essere in teatro, essere insieme, far gruppo, perché poi alla fine chi dopo si diventa come una famiglia, no? È normale. E allora sono quasi sicuro che, a parte il fatto che dopo di me, sicuramente non dopo di me, ma nel frattempo con me, che sarà il Giuliano, che è il Paolo, che è le putele nuove, in compagnia, eccetera. Però attualmente sono me che tiro la baracca, è la verità. Ovviamente tiro la baracca perché ho alle spalle Zen, per la quale se può veramente mettervi la tutta e anche del pure, perché se lo merita. Certo. Soprattutto che si merita maggiormente lei e nella fa vedere in queste 5 serate qui e sta il pubblico, perché il pubblico effettivamente abbiamo avuto un pubblico caldo, eccezionale, sempre presente, 5 serate massicce, piene, belle. Se ti tiri via il teatro è come ti tiri via l'aria? Forse senza aria vivo. Un'altra roba, cos'è che ti piace del teatro? Tutto. L'odore delle asce, le quinte, le arie, le luci, la zen che pestola su. Quella è no, ma quando che si pestolava sul vecchio palco de asce, tu sei boi. Era una roba incantevole e mi ricordo ancora quelle robe lì. Tu del teatro, quando ti parli del teatro, ti parla della roba che lei, come dire, è un po' spacca, è ancora parte del pom, però non è mai il pom, il teatro è la stessa roba. E anche questi rumori che senti. Questi rumori che ti senti, ciodi che impianta, guida che sguida, l'avvitatore, mica l'avvitatore, che su per le scale, che fa, che tira è la vita, la mia vita. E dopo l'applauso della gente. Beh, lei non sparo tutto sommato, quando che ti vedi, soprattutto quando si recita, che recitiamo noi altri, anche se io oramai per motivi svariati purtroppo non recito più, ma l'applauso è quel che ti paga di più. Prima di tutto ti paga sicuramente quei che recitano e nel contempo paga anche a me, anche se sono delle quinte, che vuol dire che fa qualcosa che il pubblico la presta. Tanta gente sta la sera. Tantissimo. E come ti spieghi? Tanta. Non lo so. Forse perché la gente ha capito o sta riscoprendo quel danza. Sta riscoprendo il piacere di stare insieme, il piacere di venire a teatro proprio per l'insieme, per far gruppo, per far famiglia. Famiglia forse esagero, però
per stare insieme, perché vedo che dopo si ferma, discute, parla, Beh, vita sta in qua non la va, è stato a vedere la televisione messa a Bussera. Esatto, esatto. Quindi vuol dire che la preferisce il teatro. Vuol dire che, esatto, vuol dire che la sta riscoprendo il teatro. L'ultima roba, sta rassegna qua è dedicata a Nino Petelli, a Virginio sì. e al Gianni. E ricordando ovviamente gli amici, Gino Ioppi, Virginio e Gianni Barba, nonché Tavernini. Gianni Barba. Adesso Gianni Barba. Te manca tanto. È le persone che manca sì, perché lei stai chi anche se non le più le chi ancora capito e ti te va te passi fuori te vedi le fotografie te passi via e ti dici tu sei sempre insomma che fa che pensi Non resta più dire alla prossima rassegna. Speriamo. Beh, speriamo. Per quel che mi riguarda, oddio, Gozali e compagnie da belle prenotate. Vedi. Sì, perché la giornata del teatro non ti vai lì apposta per avere le prime notizie, le prime compagnie, i primi lavori, eccetera. Quindi resta pronta. Livio, grazie e chiaramente saremo presenti anche alla prossima rassegna. Voglio sperarlo.